Grazie a lui un pareggio che arriva dopo una tua partita da regista offensivo dove hai secondo me fatto veramente un grandissimo lavoro. Cosa non ha funzionato secondo il tuo parere per non essere riuscito a portare a casa i 3 punti? Bah, staremmo a parlare di tutt'altro se una delle ultime occasioni probabilmente non fosse quella palla inattiva, non avessimo preso il gol, staremmo parlando di una partita comunque fatta bene, non abbiamo rischiato nulla. Forse il rammarico è di provare a fare il 2-0, ma anche loro hanno fatto la loro partita, ci hanno comunque concesso poco, qualche occasione l'abbiamo avuta. Però è difficile commentare una partita che prendi gol all'ultimo secondo. Noi siamo impegnati, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, purtroppo adesso come adesso va così, una minima cosa ci fanno gol e quindi dobbiamo lavorare e andare avanti. Gracian, ti chiedo alla fine al tuo posto è entrato Jack Marangon, forse la nota positiva di oggi, adesso aspettiamo di vedervi in coppia là davanti insieme, così anche per te. Sì, assolutamente, assolutamente. Giacomo è stato anche uno dei fattori scatenanti che insomma mi ha fatto decidere di venire a Charlins perché con lui ho giocato 2 anni dove mi sono trovato molto bene, ovviamente giocare con lui è una cosa molto bella e più facile tra virgolette e quindi siamo contenti almeno del suo rientro. Dopo qualche partita, qual è il tuo bilancio personale qui a Charlins? Insomma, ti stai inserendo, non era chiaramente facile. Cosa ci dici? Beh, io mi sono inserito abbastanza facilmente perché il gruppo è un gruppo sano che lavora bene, fa le cose fatte bene. Purtroppo non coincide con un bel periodo, quello sicuramente per gli obiettivi, per quello insomma, che la società vuole, però non c'è altro metodo, bisogna andare avanti e lavorare e cercare di limare questi piccoli errori perché anche oggi abbiamo fatto sbagliato poco, beh, purtroppo però abbiamo preso gol.